Guardando la cartina del Veneto centrale si possono notare due nuclei molto importanti. A sud c'è Padova, a nord c'è il Bassanese con la Pedemontana e il suo carico immenso di siti produttivi e spostamenti. In mezzo c'è l'Alta Padovana con alcuni collegamenti viari che sono stati pensati molti anni fa e che oggi non sono più all'altezza della situazione. Noi abbiamo sostanzialmente due strade che collegano da nord a sud Padova con il Bassanese, che passano per l'Alta Padovana e sono assolutamente non funzionali, inadeguate, devono essere realizzate degli interventi strutturali che le velocizzino per avere un collegamento diretto con Bassano e la zona nord del Veneto, per intenderci con l'autostrada pedemontana, che sia funzionale poi al traffico e poi non solo al traffico dei mezzi leggeri ma anche dei mezzi pesanti, altrimenti l'Alta Padovana e la città di Padova si trovano praticamente isolati rispetto al Bassanese. La strada pedemontana veneta diventa uno sbocco imprescindibile per Padova e per l'Alta Padovana, ma in queste condizioni è difficile che i collegamenti siano fluidi. Ne sanno qualcosa i residenti e le attività produttive che insistono sulla Valsugana, come Cittadella e Rosà. Questa nuova infrastruttura pedemontana che sta prendendo sempre più piede e con il collegamento definitivo a Montecchio Maggiore diverrà una strada di assoluta importanza. Cosa si può fare quindi in questo momento? Ci sono delle idee sulla 308, quindi c'è lo studio di fattibilità che è stato realizzato dalla Regione in questi ultimi mesi, che si sta presentando ai sindaci, alle categorie economiche, quindi ci sarà un dibattito sulla 308. Faremo la stessa cosa anche per quel che riguarda la Valsugana, dove appunto stiamo innestando il problema, si conosce da molti anni. Adesso cerchiamo di andare verso delle soluzioni che siano condivise ma che abbiano l'obiettivo di rendere funzionale questa arteria e di velocizzarla, diciamo, perlomeno nel tratto da Padova a Cittadella e poi fino a Bassano.